È la sfida tra la capolista imbattuta e una compagine costruita per vincere e demolire il campionato, ma che ora ancora deve trovare una sua identità. È la sfida tra due allenatori che in campo schierano fantasia, spettacolo e bel gioco. È Gubbio Pianese per cercare di avvicinarsi alla vetta oppure per allungare imbattibilità e primato. Attenzione al destro di Ancione sul secondo palo, prova Pinna a saltare, eccolo il colpo di testa, diventa quasi un assist, allontana il Gubbio, poi recupera di De Pasquale, il sinistro di Mattia De Pasquale, palla che va sul fondo, ottima la conclusione della rasoterra di De Pasquale e che mette paura a Volpe. Ferretti cerca spazio per il cross, non se la sente, ci prova Cordova dalla tre quarti, eccolo che parte dalle parti di Ferri Marini, il colpo di testa diventa un assist, al volo ha segnato il Gubbio con Balistreri, un gran gol al volo su assist volante di Daniele Ferri Marini e Pietro Balistreri segna il gol per il Gubbio, 1-0 per la formazione di casa. Attenzione a questo cross ancora per Balistreri, colpo di testa Palombi, deve volare per evitare il secondo gol, il colpo di testa di Balistreri. Recupera Conti, pallone dentro per la conclusione di Croce, la traversa colpita da Croce con Palombi immobile, si era immobilizzato il portiere della Pianese. Ancione per De Pasquale, ha evitato Ferretti, prova De Pasquale a servire per Rinaldini, le finte, va giù il tocco ottimo per Golfo! Il pareggio della Pianese con Ciccio Golfo, ha trovato il varco la Pianese a tu per tu, Golfo in area di rigore contro il portiere del Gubbio e il pareggio inaspettato, gelato il Barbetti, 1-1 tra Pianese e Gubbio, gelato lo stadio di Gubbio. Va via Damiano Rinaldini, scatta sulla stessa area, sulla stessa fascia Mammetti, brutto il fallo, giusto il cartellino giallo di Conti. Ci poteva anche, si lamentano per ora un po' di nervosismo tra il direttore sportivo Vagaggini che verrà allontanato. Vagaggini che viene allontanato, voleva l'espulsione di Conti e allora viene espulso il DS della Pianese Vagaggini per questo gesto di stizza nei confronti della tribuna e del direttore di gara. Al 45esimo 1-1 il risultato. Mammetti che va nello spazio, Saitta ha saltato Croce, ancora Saitta, la serpentina, qui rischia la seconda ammonizione Conti. Ora c'è il grande nervosismo della il guardagnini dice qualcosa al suo collega e ora c'è nervosismo nella parte opposta alla nostra tribuna. Forse non verrà ammonito Conti, stiamo un po' a vedere. Eccolo il giallo e il rosso a Conti, doppio giallo, va fuori Conti per questo fallo che si somma a quello avvenuto nella finale del primo tempo. Doveva essere un'espulsione rimandata solamente adesso nel secondo tempo. Due uomini per il portiere ex Juve, Zagaglioni, palla si infrange sulla barriera, ci prova Rinaldini, palla in avanti, Rinaldini, le salta un avversario sulla linea di porta, ha salvato Romano, un gol sicuro per la Pianese sulla linea di porta, la conclusione di Rinaldini salvata dal capitano del Gubbio con la sua velocità. È andato Zagaglioni a colpire, rosso anche per Zagaglioni, rosso per Zagaglioni, espulso per questo fallo su Ferretti. Ristabilita la parità numerica, severo qui l'arbitro. Ancione, triplice fischio, l'esultanza di Lillo Puccica, è come una vittoria questa per la Pianese che mantiene il primato in classifica, l'unica imbattuta, il pareggio che gli consente di stare sopra, più in alto di tutti. Qui non aveva mai vinto o pareggiato nessuno, il Gubbio aveva sempre vinto 2-2, oggi deve arrendersi con il pareggio, con un solo punto appunto contro la Pianese. E allora l'esultanza di Puccica la dice lunga sull'importanza di uscire imbattuti dal Barbetti. L'unica squadra per ora ad esserci riuscita è stata la Pianese.